Seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio in Serie C, terza vittoria consecutiva per il Catania che vince in casa contro l'Altamura. Gli etnei si impongono con 2 gol nel primo tempo, a segno Carpani al 24esimo, mentre Inglese sigla il raddoppio al 31esimo. Oltre 17.000 i tifosi al Massimino, ma intanto sentiamo le prime parole del tecnico toscano nella post gara. Abbiamo fatto una buona gara, ho detto ai ragazzi che era il momento di fare qualcosa in più rispetto a quello che avevamo fatto fino ad oggi, nonostante venivamo da 2 vittorie consecutive. I ragazzi ne erano convinti che facendo qualcosa in più si poteva dare continuità di prestazione e di risultati. Abbiamo fatto un primo tempo di alto livello, di intensità, di ritmo, di aggressione, di qualità. Poi quando è venuto meno un pochettino qualche calciatore nella pressione davanti, nella pressione in mezzo al campo, abbiamo concesso qualche metro all'Altamura senza concedere occasioni pericolose. Il Messina sfiora il colpaccio nel derby col Trapani, al provinciale finisce con un 1-1 che sa però tanto di beffa per la squadra di Modica. Franco Cammarasana. Davide contro Golia, così Giacomino Modica aveva etichettato alla vigilia Trapani-Messina, ma può anche succedere che Davide possa battere Golia, aveva poi aggiunto, e per poco ciò non si è avverato, perché ai punti Davide, ovvero il Messina, la partita contro Golia, ovvero il Trapani, l'ha ampiamente vinta, non nel risultato però, perché a tempo ormai scaduto, nell'unica disattenzione della partita, il Messina ha consentito al Trapani di evitare una umiliante sconfitta. Quasi eroica la prestazione della squadra di Modica, rimasta in 10 già al 21esimo per l'espulsione di Anselmo. La squadra giallorossa non si è persa d'animo, si è chiusa dietro, pronta a ripartire. Al 45esimo il primo squillo giallorosso con un destro di Anatrillo che da 20 metri per poco non spaccava la traversa. Ad inizio di ripresa, dopo appena 3 minuti, lo stesso Anatrillo concedeva il bis, stavolta punendo una goffa respinta di Seculin su un tiro di Petrungaro. Poi l'insistente, sconclusionato e talvolta patetico assalto del Trapani, sistematicamente bloccato dal muro giallorosso, finché al 93esimo, sugli sviluppi di un angolo, ingenuamente regalato al Trapani, Udo non si alzava indisturbato per segnare il pari, ovvero il gol beffa per un Messina cui la cura Modica produce benefici effetti. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito. Io vi aspetto tra pochi minuti con la prossima edizione del nostro telegiornale. A tra poco.